Bene, adesso diamo la parola al sindaco di Annone Veneto che è venuto a trovarci. Prego. Buongiorno. Sì, ho voluto essere presente a sostenere veramente questa vostra azione come rappresentante di un comune che fa parte di questo territorio e che si sente parte di questo territorio, anche se è vero che noi ruotiamo un po' più su, una volta c'era Motta, poi adesso è trasferita a Oderzo la pediatria e l'ostetricia, e qualcuno su San Vito, però ecco, nel momento in cui questi ultimi anni questi reparti qui a Portogruaro erano, diciamo così, ritornati ad essere attrattivi, diciamo, e anche così a costituire veramente un elemento di identità e di forza e una risorsa notevole per il territorio, ecco, ci troviamo a parlare, a combattere, a difendere questo rischio di contrastare questo rischio di caduta di un servizio che è veramente lascia veramente senza parole. Ecco, per cui insomma, noi che abbiamo già vissuto altre fasi di questo genere, non vogliamo pensare che si arrivi a questo, insomma. E lo sosterremo, cerchiamo di sostenerlo. Noi sindaci ci siamo sempre trovati d'accordo, al di là, appunto, come è stato detto, anche degli schieramenti politici, nel difendere la sanità del portogruarese. E quindi credo che su questo dobbiamo continuare a esercitare questa azione, certo facendo le pressioni che dobbiamo fare, spingendo laddove possiamo spingere per migliorare questa situazione. Quindi i comitati che si stanno così spendendo per questo io vi ringrazio per questa attività che svolgono e per il fatto di tenere in piedi e tenere caldo, insomma, questo tema, perché sennò qui veramente si rischia che appena ti giri qua ti tolgono subito qualcosa. Per cui ecco, io auguro veramente adesso che, insomma, le cose sì. Abbiamo una giunta regionale, prima abbiamo un governo regionale, abbiamo quindi un interlocutore, vediamo se questo interlocutore riesce ad essere efficace, insomma, per noi. Quindi buon lavoro e grazie. L'importante è che la Regione, chi che sia, ascolti la voce dei cittadini.